Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia e buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. Allora Natalia ti chiedo subito la conferma, mi sentite e vedete la condivisione schermo? Sì, tutto ok, magari cerca di togliere le impostazioni. Perfetto. E allora la strada della libertà è quella che ha tracciato il senatore Umberto Bossi, il padre politico della Lega, e su cui questa strada della libertà, come ha dichiarato il vice premier, il segretario federale della Lega Matteo Salvini, su questa strada continuerà a camminare il suo immenso popolo, quel popolo che gli rende omaggio. E con queste parole poi il capitano ha voluto plasticamente sintetizzare la straripante figura politica del senatore: coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto nel giorno della festa del papà, con una lacrima, ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci ha insegnato. Ciao capo, addio. Queste le parole, vi ricordate, no? Nella dichiarazione proprio a commento di questa notizia tragica che ci ha sconvolto. E poi il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato anche Gemonio a Varese, dove ha reso omaggio a Umberto Bossi, incontrando i familiari del fondatore per quasi un'ora e mezza. È stato un incontro molto emozionante, ha dichiarato Salvini, con toccanti riflessioni umane e politiche. Domenica saremo in tanti ad abbracciare Umberto nella sua Pontida. Qui vedete appunto il video dell'ingresso nella casa Gemonio, lui inseguito dai giornalisti, Matteo Salvini, l'incontro con i familiari per appunto un'ora e mezza. E Salvini poi, come sapete, ieri è intervenuto proprio sulla nostra radio durante la rassegna stampa di un immenso, come sempre, Sammy Varin, per ricordare Umberto Bossi e intrecciare un dialogo con voi ascoltatori. Oggi la politica c'entra poco, ha dichiarato Matteo Salvini. Oggi c'entra la famiglia, l'affetto, il sigaro, la Coca-Cola, le notti in macchina, i comizi, le telefonate di rimprovero, anche di notte, il sorriso, le strette di mano, gli autografi, Ponte di Legno, Venezia, il Monviso. Questo è quello che lascia ed è tantissimo. È un'eredità morale, ideale, valoriale, spirituale e mi permetto di aggiungere di battaglia. Qui vedete, no, anche ieri questa maratona appunto di telefonate, di messaggi con voi, è stato un momento veramente emozionante. E poi nel filo diretto con un altro gigante della radio, ovvero il nostro condirettore Giulio Cainarca, Matteo Salvini ha anche aggiunto tante voci al microfono che hanno portato il loro contributo su questi 40 anni assieme a decine di migliaia di semplicissimi, normalissimi, tostissimi cittadini che hanno quotidianamente innaffiato un seme che oggi porta la Lega a essere quello che è in Italia, in Europa, nel mondo, con 500 amministratori tra sindaci, ministri e governatori. Qui potete rivedere, no, anche questa parte proprio del filo diretto, Salvini da Bossi, lezioni di coraggio e libertà, con appunto il nostro condirettore Giulio Cainarca, con questi messaggi che appunto il leader della Lega ha rivolto. E poi il nostro direttorissimo Giovanni Sallusti, che ha osservato che Bossi vedeva nella questione della libertà del territorio, delle radici, dell'identità, del riscatto delle persone della comunità prossima il baricentro di un nuovo agire politico e per primo lo tradusse nell'azione. Fu un vero e proprio cigno nero in un momento in cui invece questa prima Repubblica, la sua ultima stagione, era sempre più avvitata attorno al verbo centralista, iperstatalista, iperclientelare, un sistema apparentemente bloccato che replicava in piccolo il sistema bloccato, quello globale, mondiale. Anche questo, vedete, l'intervento potete recuperarlo qui dalla home page, ovviamente, no, del nostro sito di Radio Libertà. Vedete qui tutta la carrellata e qui in alto c'è intanto il parlando liberamente con Nicolò Zanon, sempre il direttore Giovanni Sallusti, ma quello che vi stavo richiamando è appunto il grazie senatore, l'inizio di tutto. E allora Umberto è stato un leader strepitoso, un trascinatore, così lo ha ricordato anche un altro gigante della Lega, ovvero il Doge Luca Zaia.
ci diceva sempre: ricordatevi che siete al servizio della gente. Ci ha insegnato a dare voce a quella foresta che di voce non ne ha, e quindi voce al popolo, alla gente comune. Deve essere questa la sua eredità. Noi facciamo politica per essere dei servitori. Il suo mantra, un esempio di vita, era schiena dritta, idee chiare e poi sempre dalla parte della gente. Questa è anche l'intervista, no, che era stata rilasciata ieri proprio da Luca Zaia per Alessandro Gonzato sul Libero, la potete recuperare, no, anche online per chi se la fosse persa ieri. Insomma, ha coltivato il sogno, Umberto Bossi, questo sogno di responsabilizzazione delle comunità, come hanno fatto notare anche su queste onde microfoni d'oro Lorenzo Viviani e Antonino Danna. E chi vi parla conserva nel cuore anche il ricordo struggente del suo ultimo incontro pubblico con la sezione di Bustarsizio, proprio a Natale 2019, prima che si scatenasse l'inferno della pandemia. In quell'occasione anche lì l'immancabile Coca-Cola, come vedete qui dalla foto, e poi generazioni di ultraleghisti come l'ex ministro, ex parlamentare ed ex europarlamentare della Lega Francesco Speroni, il quale appunto ha dichiarato: è mancato il mio punto di riferimento. L'ho conosciuto nell'86, 40 anni in cui abbiamo condiviso le stesse battaglie, una vita di ricordi. Si chiude insomma un capitolo, e qui vedete, no, l'intervista che ha rilasciato proprio per Rete 55 l'ex ministro Francesco Speroni. E insomma, in quell'occasione anche l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, che lo ha voluto ricordare con queste parole cariche d'affetto: un gigante, un esempio, un uomo di una forza straordinaria, che ha rappresentato un'ispirazione profonda per me e per tantissimi altri, un leader indiscusso che ha saputo dare voce ed un sogno ad un popolo. E anche queste, no, le parole di Isabella Tovaglieri che potete recuperare anche online. E allora, in questi giorni in cui appunto la Lega si stringe attorno al suo senatore, attorno al suo fondatore, e si stringe con gioia e gratitudine, i vostri messaggi sono ancora più preziosi. Ieri mattina su queste onde, lo abbiamo ricordato, una vera e propria maratona, no, dei vostri interventi, il ricordo di Umberto. E allora chiamateci allo 0292947222, 3 volte 2 finale. Potete scrivere i vostri messaggi di ricordo nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandarli i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. E se volete potete mandarci anche le vostre foto, i vostri video con il senatore a ricordo delle tantissime Pontida. Ci potete seguire sempre dal canale digitale della Radio DAB e poi dalle pagine Facebook di Radio Libertà, della Lega, dicevamo, dal sito internet Radio Libertà, dalle app della nostra emittente per i sistemi operativi iOS e Android, e naturalmente anche dal canale di YouTube. Oggi questa lunga premessa, ovviamente ci scusiamo, ma era d'obbligo per lui, per un gigante della politica italiana, Umberto Bossi. E allora iniziamo invece questa parte di rassegna stampa andando sulla prima pagina del giornale, che avevate già visto prima in condivisione schermo, per quest'altra notizia: l'allarme terrorismo, bombe sul referendum, 2 anarchici legati a Cospito che sono morti mentre preparavano un ordigno per un attentato, e i giudici avevano ignorato la loro pericolosità. Ecco, anche questo è un altro dato da non sottovalutare. Sembrerà strumentale dirlo, ma anche questo da tenere in considerazione in vista della partita referendaria che appunto si sta per aprire domani. Volevano colpire il gruppo Leonardo, la rete ferroviaria o una sede governativa, ma a saltare in aria giovedì notte sono stati loro, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, 2 fidanzati anarchici che stavano appunto preparando questo attentato con esplosivo. Qui vedete tanti che se ne occupano oggi sul giornale da pagina 2 a pagina 4, e poi invece la guerra in Iran con questa minaccia globale: il mondo non è più sicuro, colpiremo i centri turistici. La riflessione di Cerno quindi su questo attentato: make anarchia great again, per il suo controcorrente. Ci mancavano solo le bombe anarchiche sul referendum, il MAGA della sinistra che vuole rendere grandi i criminali, non solo nelle piazze, ma perfino nei tribunali, con procuratori della Repubblica che, dopo aver giurato allo Stato di far rispettare la legge, hanno invece chiamato criminali gli italiani onesti, che domani andranno liberamente a scegliere che cosa votare, mentre i criminali veri se ne stavano nelle piazze rosse sotto le loro bandiere, mostrando il nuovo volto
di una sinistra radicale talmente ossessionata dal governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, è entrato a Palazzo Chigi perché ha vinto le elezioni e seguendo alla lettera il dettato costituzionale, da non essersi accorta di chi fossero i loro veri testimoni. Questa la sinistra delle piazze, ma anche la sinistra giudiziaria, perché qui giustamente ha richiamato, no, Cerno, quel paradosso per cui i vari Gratteri di Matteo avevano poi definito criminali, mafiosi, quelli che andranno domani a votare il sì, e tanti di questi procuratori non si erano accorti del pericolo anarchico, l'avevano sottovalutato, l'avevano minimizzato. E allora il primo, quindi, di questi testimonial della sinistra, Alfredo Cospito, vi ricordate quante battaglie, no, da parte della sinistra per lui, il falso piangente anarchico che ha finto di fare lo sciopero della fame contro lo Stato dopo essersi messo all'ingrasso a spese dello Stato nelle patrie galere e che dal carcere agita la piazza che oggi si è saldata con l'islamismo radicale. Uno dei testimonial di quella sinistra che lo andò a trovare in carcere spacciandolo per un moribondo, quando i moribondi saremmo stati noi se le bombe dei due anarchici non avessero fatto secchi i loro stessi autori. L'altro idolo del no è Mohammad Hannoun, l'islamista più vicino ai terroristi di Hamas, l'uomo che fingendo di aiutare i bambini raccoglieva invece denaro per comprare armamenti. Ma per questa sinistra tutto fa brodo, basta attaccare il governo Meloni. Noi, cittadini normali, andiamo a votare. Ecco, questo è l'appello finale di Cerno, anche un appello comunque proprio alla mobilitazione, all'affluenza. Vedete qui invece sempre dalla prima pagina del giornale di oggi lo scontro a Occidente e Trump che accusa ancora la NATO, alleati codardi rifiutano l'azione, questo per il mancato sostegno comunque nella guerra all'Iran e comunque il mancato supporto generale anche logistico, e poi gli appelli invece dei big. Impegni rispettati, le 3 ragioni per votare sì di Giorgia Meloni a pagina 10, oggi questa sua riflessione che ho ospitato anche Antonio Tajani, grande occasione, era la battaglia più cara al Cavaliere, e poi Maurizio Lupi, così i giudici restano autonomi ma più liberi. E poi Gratteri, ultimo flop, crolla il teorema sulla candidata di Forza Italia, sì, perché poi la Cassazione ha smentito questa ipotesi, questo teorema. Vita e carriera politica distrutta in 96 ore, 20 giorni agli arresti domiciliari, il suo volto finisce sullo schermo di Crozza, a 6 mesi di distanza, 2 giorni fa, la Corte di Cassazione spazza via l'inchiesta della Procura di Napoli, al cui timone c'è Nicola Gratteri, che ha travolto, questa inchiesta aveva travolto Veronica Biondo di Forza Italia. E poi anche l'intervento oggi sul giornale di Arianna Meloni, mai sentito tante fesserie come in questa campagna, quando Bossi voleva le carriere separate. E su questo l'articolo di qualche giorno fa, anche già ormai sì, di 2 giorni, vedete qui su Virgilio, ve lo riapro da qui, ecco, no, vedete Umberto Bossi al referendum sulla giustizia, quando anche lui propose la separazione delle carriere, morto appunto Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, era a favore della separazione delle carriere. Ma qual era la sua proposta nel 2004? Infatti era una proposta, quando quell'anno era proprio Roberto Castelli, ministro della giustizia, poi leggeremo anche la sua intervista di oggi, di Castelli, annunciò la volontà di Bossi di presentare un disegno di legge costituzionale che puntava, pensate, ricorderete immagino anche, alla separazione delle carriere, all'elezione diretta addirittura dei pubblici ministeri, alla loro regionalizzazione. Qui qualcosa quasi che potrebbe sembrare, no, di fantapolitica, fantadiritto, vista anche l'opposizione da parte della sinistra, a qualcosa che poi ci avvicinerebbe a tutte le altre liberal democrazie occidentali, perché come sapete è stato ripetuto tante volte durante questa campagna elettorale, l'Italia ormai è sola con la Grecia tra i vari paesi, no, del blocco europeo occidentale delle liberal democrazie, che ancora non ha conseguito questa separazione effettiva, totale tra le carriere, non solo le funzioni, ma proprio nelle carriere tra appunto PM e magistratura invece giudicante, quindi tra requirenti e giudicanti. La proposta di Bossi, quindi nel 2004, nel maggio 2004, Roberto Castelli, allora ministro della giustizia, rese nota la volontà di Umberto Bossi di presentare un disegno di legge costituzionale che somiglia molto all'attuale riforma della giustizia. Attraverso la Padania la Lega Nord chiedeva questa separazione delle carriere, ma chiedeva anche l'abolizione della obbligatorietà dell'azione penale, definita come un'ipocrisia che permetteva al magistrato
di scegliere chi perseguire, e poi ovviamente la reazione dell'opposizione. Ma allora io vi riapro qui, vedete, no, dal giornale di oggi, quando Bossi voleva le carriere separate, poi oggi sul giornale anche l'intervista, il ricordo di Fini, la legge sugli immigrati che ci ha reso un po' amici, intervistato da Ora Borselli, e poi tutti a piedi, la riflessione di Luigi Mascheroni, l'analisi di Luigi Mascheroni. Il grado di liberalismo di uno Stato e di un organismo sovranazionale si vede nelle crisi. Tutelare i diritti inalienabili e l'autonomia dell'individuo è facile quando le cose vanno bene. La sfida è invece continuare a farlo quando cominciano i guai. Ci stavamo pensando ieri quando abbiamo letto il piano presentato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia per far fronte alla crisi del petrolio, per la guerra in Medio Oriente, questo mentre la Presidente della Commissione europea è pronta a staccare la corrente ai cittadini pur di non comprare gas e petrolio dalla Russia, le solite scelte suicide, ma vedremo che Orban in tutto ciò continua a essere, no, la voce controcorrente di controcanto. Comunque ecco le misure proposte: trasferire lavoratori smart working, strano, eravamo tutti appena tornati in presenza, vietare l'uso delle auto private nelle città o imporre 30 all'ora, così però i consumi aumentano, non diminuiscono, incentivare l'uso dei trasporti pubblici, magari aumentando il prezzo dei biglietti, targhe alterne e domeniche a piedi, come fosse il 1973. Aumentare il car sharing, l'ecoguida, l'uso di biciclette e la micromobilità elettrica, il ridagli col green. Si pensa anche di limitare i voli aerei. Insomma, un lockdown energetico. E così la ricaduta energetica del peggior trumpismo finirà con realizzare il sogno del miglior progressismo. Un po' più città dei 15 minuti, un po' meno libertà individuali. Mancano l'identità digitale totale, la moneta elettronica e la tessera a punti per il cibo, e poi siamo dentro Black Mirror, l'incubo che si materializza. Ma occhio e croce, questa volta non andrà tutto bene. E qui Mascheroni, citando quello che sembrava essere, no, il motto per la liberazione dalla pandemia: prima di morire papà mi disse diventerai qualcuno. Invece questo il ricordo di Vittorio Feltri. Ma allora io volevo con voi fare prima questa velocissima carrellata all'interno del giornale, perché vedete, no, all'interno gli anarchici che sono stati uccisi da un ordigno progettavano un attentato qui per bombe sul referendum. Il salto di qualità appunto del FAI, di questo gruppo, un gruppo esiguo che punta a colpi eclatanti. A maggio c'è l'udienza sul 41 bis del capo, nel nome quindi del leader Cospito. E poi il punto esatto dello scoppio all'interno di questo parco degli acquedotti, vedete il crollo del solaio di un casale abbandonato. Gli obiettivi ipotizzati per l'attentato sono la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo. Il 28 la manifestazione antagonista proprio a Roma. E questo poi si ricollega anche a tutti quei sabotaggi che erano avvenuti, che si erano sospettati per la rete ferroviaria e che poi avevano causato anche problemi, ritardi appunto su tutta la rete ferroviaria italiana. Gli indizi ignorati dal GIP su Sandrone e il proclama in aula della compagna Sara. Anche questo da tenere a mente, da ricordarsi tutti i casi di ingiustizia, perché come ha ricordato anche Zanon, alla fine che cosa vogliamo con la giustizia? Vogliamo che il processo funzioni, e funziona il processo se chi è innocente non viene condannato, chi è innocente non subisce un solo giorno di detenzione ingiusta, e che invece chi ha commesso un reato venga condannato e quindi stia in casa circondariale e non rechi più documento alla collettività. Il PM è la ricostruzione dell'omicidio di Nolfi, molti elementi a carico di Mercogliano. Questi tutti gli indizi ignorati se ne occupa in questo retroscena Giulia Sorrentino. Mercogliano era stato arrestato nel 2016 e condannato in primo grado per associazione con finalità di terrorismo, poi assolto nel novembre 2020. Aveva anche precedenti nell'ambito di manifestazioni, pensate, no, che personcine, per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali. Anche l'altra vittima, Sara Ardizzone, aveva precedenti per reati commessi nel corso di manifestazioni e per delitti aggravati dalla finalità di terrorismo. Volto noto dell'area anarchica romana, aveva letto in aula una dichiarazione in cui si definiva nemica dello Stato e rivendicava una
visione di totale opposizione a ogni forma di potere istituzionale. Era stata indagata nel 2021 nell'ambito dell'inchiesta che ha condotto all'operazione Sibilla e nel marzo del 2023 è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG, alla Polizia Giudiziaria, per l'aggressione del settembre 2022 contro alcuni rappresentanti, guarda caso, della Lega, che stavano allestendo un gazebo elettorale a Marina di Carrara. Perché da Genova nessuno decise di approfondire il ruolo di Mercogliano, che era stato ritenuto invece centrale dagli investigatori? Ecco, anche questo un altro elemento su cui riflettere, no, in vista del referendum, bombe sul referendum, cioè di queste omissioni, dei tanti errori giudiziari, e poi ci si chiede ma perché i magistrati non possono rispondere dei loro errori come tutti gli altri professionisti, medici, ingegneri? Perché non ci può essere un'alta corte disciplinare che sia veramente slegata, no, dalle correnti? E perché i controllati devono eleggere i loro controllori in un sistema di scambio, di do to des, per cui poi alla fine se uno è inserito in una corrente ed è magari le posizioni e si macchia di colpa grave, alla fine non gli succede nulla, non subisce sanzioni disciplinari perché tanto è protetto da quella corrente che è al vertice del CSM. E allora, vedete, questa è la parte proprio sulle bombe degli anarchici, ma vi dicevo, andando avanti, qui all'interno del giornale Viminale, vertice antiterrorismo, quel silenzio assordante a sinistra, a proposito di questo allarme, no? Dopo l'esplosione di Roma, vedete i rilievi invece compiuti dalla polizia scientifica dopo la morte dei due esponenti del movimento a sostegno di Alfredo Cospito, uccisi appunto dall'esplosione di un ordigno a cui stavano lavorando. E poi l'islamista che celebra il Ramadan di Hamas e lancia la guerra santa per il no alle urne. Questi sarebbero, no, gli esponenti, i rappresentanti del no. Piccardo che posta gli auguri dei terroristi e boicotta chi vota sì. E quindi su questo scrive Giulia Sorrentino: ieri era il giorno della fine del Ramadan, ma c'è anche chi lo festeggia postando video di uomini con in braccio dei mitra. A diffondere un video con il sottofondo in arabo e la musica dal titolo Allah Akbar, dove non si vedono pregare figure di sesso femminile, è il noto islamista Davide Piccardo, fratello di un consigliere dell'UCOI, Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Ed è colui che gestisce il sito La Luce, che proprio di recente si è espresso invitando i lettori a votare no al referendum sulla giustizia. Il punto però è il contenuto che viene dopo. C'è un legame che non può non far sorgere delle domande, perché la storia successiva sul suo profilo Instagram è il discorso in diretta sull'emittente del Qatar Al Jazeera, in cui si vedono parlare degli uomini armati di mitra con addosso il logo di Hamas, un messaggio della resistenza palestinese. E quindi, a proposito poi di islamismo, islamizzazione, di donne di fede islamica che non possono magari pregare insieme appunto a altri fedeli musulmani di sesso maschile, quello che è accaduto a Roma e su cui poi ha riferito anche il capogruppo della Lega in Campidoglio nell'assemblea capitolina Fabrizio Santori. Vedete, Roma, Santori, piazza Consoli consegnata a musulmani, inaccettabile, donne in recinto. Ancora una volta queste donne che vengono ghettizzate, che non possono stare a pregare con gli uomini, e poi il Ramadan tenuto in piazza nonostante lì ci sia una delle più grandi moschee, forse la più grande moschea d'Europa. Inaccettabile che quindi tutta la piazza sia diventata una moschea a cielo aperto. Qui vedete l'intervento di Fabrizio Santori, poi lo richiameremo anche dal Tempo di oggi. Quanto sta avvenendo in queste ore in Piazza dei Consoli, situata nel territorio del municipio Roma Settimo, è definito inaccettabile dal capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. Pure se autorizzato, è inaccettabile. La piazza è stata consegnata al culto dell'Islam, trasformandosi in una moschea a cielo aperto, mettendo a repentaglio la sicurezza e la vita quotidiana dei residenti. È lecito chiedersi se un evento simile, organizzato da cristiani, o anche la semplice celebrazione di una messa all'aperto, sarebbe stato permesso in uno Stato islamico, ha dichiarato Santori in una nota. Discriminazione e sessismo, la denuncia. Donne chiuse nei recinti per non disturbare gli uomini, aggiunto, rappresentano ancora una volta un chiaro segno di disprezzo e sessismo, violenza ed emarginazione, comportamenti dai quali la nostra civiltà cerca ogni giorno di emanciparsi definitivamente. Eppure questi comportamenti vengono riproposti senza vergogna né alcuna protesta davanti agli occhi di migliaia di persone, avallati dai permessi dell'amministrazione comunale. Immigrati che mostrano un'arrogante indifferenza,
in mancanza di rispetto verso la città che li ospita, imponendo e promuovendo le loro usanze nelle piazze romane, e sono dunque sostenuti e in prima persona promossi dall'esasperato buonismo della sinistra. Una richiesta di intervento del sindaco. C'è già la moschea dei Parioli, proprio a Roma, sottolinea Santori della Lega, infatti si è accettato di costruire la moschea più grande d'Europa. I fedeli dell'Islam dovrebbero pregare in quel tempio senza trasformare momenti sacri e di raccoglimento in discutibili operazioni di propaganda a braccetto del PD e dei suoi alleati al governo della città. Ci chiediamo anche, per chi non lo sapesse, che fine abbiano fatto le femministe. Il sindaco deve intervenire e porre fine a questa ennesima manifestazione inopportuna, specialmente oggi, in un momento delicato nel panorama internazionale. Il rispetto delle culture diverse che Roma e l'Italia ospitano non può soppiantare i valori e le regole della cultura occidentale, né quelli del nostro ordinamento. Ma vedete, queste sono poi le prove generali di una sottomissione, di una islamizzazione che si vuole anche in Italia, anche a Roma. Avete visto anche poi la presentazione di quella lista islamica in vista delle prossime amministrative a Roma. Insomma, vogliono che ci tocchi il destino che è già capitato a Londra, ad altre città britanniche, che è successo a New York, nella città dell'11 settembre dell'attentato islamista, con poi la vittoria appunto al sindaco di un esponente legato appunto all'Islam. E allora torniamo un attimo indietro, qui vi riapro il giornale perché abbiamo citato anche tutte queste interviste in ricordo proprio del senatore di Umbertone, Umberto Bossi. E allora andiamo avanti, qui vedete siamo a pagina 4 e poi l'ultima battaglia, l'addio nella Sacra Pontida. Salvini, l'onoreremo con il sì. Questo proprio si ricollega a quello che abbiamo detto, no, per la separazione delle carriere, quello che vi stavo dicendo, l'intervista anche all'ex guardasigilli leghista Castelli, vedete il senatore, qui siamo a pagina 7, che voleva le carriere separate. Dopo i cappi in aula aprimmo gli occhi. E sì, perché magari quella fu una fase, no, se vogliamo, non garantista, in cui si chiedeva comunque di punire tutto il sistema di Tangentopoli e si applaudiva proprio alle richieste di Di Pietro che poi abbiamo visto invece il grande paradosso di questa campagna, lui che fu uno dei protagonisti, dei paladini di quel giustizialismo, che ha riconosciuto che questa riforma serve, che è qualcosa di ovvio e di scontato, che poi chi sia arbitro, cioè il giudice, appartenga ad una famiglia diversa da quella dei PM, perché anche come ha sottolineato Zanon, che poi sapete appunto è stato intervistato dal nostro direttore Giovanni Sallusti, prima noi abbiamo un attimo richiamata questa intervista dall'home page del sito di Radio Libertà, effettivamente poi alla fine anche chi è magistrato inquirente deve disporre di professionalità diverse, perché è ovvio che poi il suo è un ruolo anche più di investigatore, se vogliamo di coordinatore delle indagini, e quindi ovviamente servono competenze, capacità, skill diverse da chi invece appunto deve essere l'arbitro neutro, terzo, imparziale, che deve giudicare ovviamente con distacco. Il senatore voleva quindi le carriere separate, dall'impeto antisistema degli esordi alle posizioni più garantiste al governo, parla l'ex guardasigilli leghista Castelli, si capì quali erano i rischi per il paese. L'idea di una revisione costituzionale nel 2001, poi la riforma che anticipava la svolta attuale. L'ingegnere ministro, l'equilibrio poi era rotto. E quindi nella coalizione convivevano slanci e realismo, era la coalizione della Casa della Libertà, prima ancora il Polo della Libertà, velleità riformatrice e moderazione. Forza Italia e Lega spingevano, ricorda Castelli, ma gli alleati si erano messi di traverso. Ecco la decisione di ripiegare su una solida riforma ordinaria, anche se con ambizioni istituzionali. Per la Lega era l'approdo di un percorso che partiva da lontano, molto, dal cappio in aula 10 anni prima. La Lega era nata come forza antisistema negli anni in cui la Prima Repubblica faceva sentire forti scricchiolii, preludio di un crollo che sarebbe arrivato appunto sotto i colpi del giustizialismo, quello di Mani Pulite. Ma allora, 8:31, Natalia, se sei d'accordo, piccolo break e noi ci ritroviamo fra pochissimo. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente
per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerris, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408, 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acervis a sole 84 euro. E il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora, vedete, stavamo leggendo proprio quello che spiegava Roberto Castelli a proposito dell'idea di riforma della giustizia, di separazione delle carriere, che era stata concepita proprio dallo stesso senatore Umberto Bossi. Bossi vuole la separazione delle carriere, era la primavera del 2004, quando il ministro della giustizia, leghista Roberto Castelli, annunciava Bossi presenterà un disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere. Poi quello che avevamo richiamato prima, l'elezione diretta del PM e probabilmente la loro regionalizzazione. Immaginate, no, se si proponesse questo, se fosse passata questa come proposta di riforma costituzionale, già le opposizioni sulle barricate, per quello che poi alla fine è la normalità, dicevamo, in tutte le liberal democrazie occidentali, di questa separazione delle carriere, figuriamoci per queste idee di federalismo giudiziario. E allora sottolineava Umberto Bossi come si trattasse di una proposta che non faceva parte certo del programma elettorale, ma la legislatura berlusconiana era a metà del guado e con quel segnale, vedremo poi cosa ne pensano gli alleati, la Lega voleva esercitare un po' di pressione su tutti per evitare che poi la riforma dell'ordinamento giudiziario si impantanasse. E insomma, poi la svolta dopo appunto i casi di Mani Pulite, quello che era avvenuto, qui vedete richiamato con il procuratore Borrelli, che addirittura voleva diventare Presidente della Repubblica, quindi si capì che questo attacco, questo furore mediatico giudiziario poi serviva a spazzare tutto il sistema e anche ad aprire la strada alla discesa in campo della invece gioiosa macchina da guerra di Occhetto, non di Silvio Berlusconi. La Lega ha attraversato fasi diverse a seconda dei momenti storici e politici, riflette Castelli. Lì, in quella fase, abbiamo aperto gli occhi sui rischi proprio per la tenuta democratica, ammette. L'equilibrio si è rotto con la sciagurata riforma dell'articolo 68 della Costituzione, quando si cancellò a furor di popolo l'immunità parlamentare. E lì si fece strada la Lega garantista. Quindi, passata quella sbornia, quella ubriacatura, sì. E fummo anche duramente colpiti, aggiunge Castelli. Ma io ricordo i nomi per dimettersi e poi assolti. Il resto è storia di oggi, carriere separate e referendum, appunto. Ma allora, soltanto ecco per il giornale di oggi, a proposito della parte relativa appunto a questa tragedia che ha colpito la Lega con la morte proprio nella festa del papà, come ha subito precisato il capitano Matteo Salvini, la morte nel giorno della festa del papà del suo padre politico, l'addio Umberto Bossi. Vedete qui 1941-2026, l'ultimo rivoluzionario. E allora niente esequie di Stato, la cerimonia nell'abbazia a 2 passi dallo storico Pratone e mercoledì poi alla Camera. Il segretario a casa di Bossi è stato molto commovente. E qui poi tutte le espressioni da Roma ladrona a Bonazza, il glossario Lombard Punk, che ha cambiato la politica anticipando Grillo e i sovranisti, comizi urlati, insulti e gesti dell'ombrello. Quello stile del capo era già un programma. E quindi il linguista Giancarlo Oli lo aveva intuito per tempo, le parole di Bossi erano fatte per essere ripetute, scritte sui muri, urlate nelle curve, quanto no, è stata pop la sua retorica, la sua narrativa. Erano slogan che funzionavano come ritornelli, Roma ladrona, la Lega non perdona, la Lega
e che ce l'ha duro è che una volta entrate in circolazione non avevano più bisogno queste frasi del loro autore. La canottiera, il dito medio, la pernacchia erano la traduzione gestuale di quella stessa lingua. E quindi sì, uno stile che poteva sembrare ruvido, ma tutti poi hanno ricordato la generosità, il cuore di Umberto Bossi, che lo diceva sempre: io faccio politica, sono qui a servizio della mia gente, un legame viscerale con la sua comunità. Marco Belpoliti scrisse un libro perché aveva capito che quel pezzo di tessuto bianco della canottiera era un manifesto politico più eloquente di qualsiasi programma elettorale. Era il corpo che parlava al posto delle idee. Bossi però non era semplicemente un qualunquista, non era Giannini, non era un borghese indignato che lamentava le tasse, era qualcosa di più radicale, di più antico. Era il barbaro che entrava nell'impero non per riformarlo, ma addirittura per saccheggiarlo, e che nel saccheggio portava con sé una visione del mondo. Dietro gli insulti c'era un'idea che l'Italia fosse una costruzione artificiale e che il Nord avesse diritto a una propria sovranità. E allora poi, sempre all'interno del giornale di oggi, ecco, qui vedete stiamo correndo, stiamo come al solito sintetizzando quanto ci sarebbe ancora da soffermarsi su questi articoli, ma intanto vi volevo richiamare, vedete a pagina 8 le testimonianze di Babbini, l'autista storico, lui e io, il militante pilota in viaggio che ripeteva i discorsi, poi però parlava a braccio. Il viaggio a Tripoli e le intuizioni, aveva capito l'Italia 15 anni prima. E poi il suo umorismo incisivo e tagliente, dal signor Pirletti al Ciampi Droghieri, un talento nel descrivere amici e nemici in poche parole. Per esempio Berlusconi, nell'anno ovviamente, in quegli anni di rottura, che lo chiamava il Berluscaiser, e poi le massime del fondatore della Lega, che rivelano una strepitosa vis comica, ai tempi non ancora alla forca del politicamente corretto, di Andreotti, l'unico gobbo che porta sfortuna, di Fini, come fa con quel cognome a fare concorrenza a noi che l'abbiamo sempre duro, il ritratto di Ciampi, tecnico, personalità, non esageriamo, è un professore di lettere arrivato alla Banca d'Italia per meriti divini. La praticaccia, quella sì, ce l'ha, la praticaccia di un droghiere. Craxi che diventa un furfante, Occhetto che viene intimorito, io e Paperetto gli vado addosso, ci passo e ci ripasso sopra sgommando. E poi la Boniver avvertita. La Lega è sempre armata, ma di manico. L'intervista a Gianfranco Fini, con il quale ci fu questo rapporto anche di collaborazione sinergico proprio nella redazione della legge sugli immigrati clandestini, la Bossi-Fini. E qui Fini, intervistato, che ricorda era una buona norma, anche la sinistra poi non la stravolse. Quando cambiarono le cose, no, in questo rapporto, il 1993 segnò il dilagare della Lega in tutto il nord, la conquista della capitale del settentrione, Milano, con Formentini sindaco leghista, appunto della città lombarda, il capoluogo lombardo, e contemporaneamente i primi sindaci con tessera del movimento sociale nel sud. E poi io che andai al ballottaggio a Roma di Mussolini a Napoli. E in quel frangente, vi ricordate, Silvio Berlusconi disse: se io fossi cittadino romano inviterei a votare per Gianfranco Fini. Lei e Bossi vi incontraste per parlare in quell'occasione? No, non avevo rapporti personali con Bossi e ne eravamo tutti e due felici, però c'erano gli ambasciatori autorizzati. Questo prima che Berlusconi iniziasse a costruire i due poli che appunto erano alternativi, correvano su binari paralleli tra nord e sud, polo del buon governo e polo della libertà. Già, e Berlusconi accelerò tutto, risponde Fini. Lui si trovò davanti questi due partiti ostili tra loro, cioè quello di un centralismo, il movimento sociale italiano che veniva da un'esperienza comunque post-fascista, e invece il grande nuovo, la grande rivoluzione di questo sogno federalista, indipendentista della Lega Nord Padania. E lui appunto aveva questi due partiti, no, diversi tra di loro, Berlusconi, e Fini gli spiegò che il movimento sociale italiano non poteva nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di un'alleanza con una Lega secessionista che offendeva gli italiani e strappava il tricolore. Gli dicevo: Silvio, togliti dalla testa un'alleanza a tre. E Bossi ripeteva: quei fascisti io mai. Come risolse Berlusconi? Ebbe la capacità, il cavaliere, di inventare un'alleanza a geometria variabile, con la Lega al nord e con il movimento sociale italiano al sud. Ma al nord voi non eravate nell'alleanza, no? E Berlusconi cercò di convincermi a non presentare candidati nei collegi uninominali nel nord. Io non sentì ragioni, avremmo perso credibilità al sud. Funzionò? Certo che funzionò, e nacque il governo Berlusconi, i vice furono Tatarella e Maroni.
E poi durò poco quel governo. Sì, Bossi si sfilò, ci fu il patto delle sardine con D'Alema, poi il governo Dini, poi le elezioni del 96 quando la Lega non entrò in coalizione, determinando il successo di Prodi. E addirittura oggi il ricordo di Umberto Bossi anche da parte di un insospettabile, D'Alema, insieme a Prodi, a pagina 17 del Corriere. Allora, prima di iniziare a sentire le interviste che abbiamo registrato, no, a proposito proprio di questo ricordo del Senatur, facciamo questo cambio di area, di testate. Vi porto subito un attimo il Corriere della Sera di oggi, vedete ancora il ricordo comunque del Senatur, oltre che poi ovviamente il grande tema anche della guerra in Iran. Vedete Trump, obiettivi vicini, ma invia altri Marine e insulta gli alleati. Questo dalla prima pagina del Corriere di oggi. L'ultima sfida Meloni-Schlein e su Del Mastro, l'altro caso, no, di questa foto, con poi un condannato per mafia, la foto di Del Mastro. Bossi, addio tra i militanti all'abbazia di Pontida. E quella che vi stavo richiamando prima, l'intervista con D'Alema condotta da Tommaso Labate, quando mi disse Silvio me li sfila tutti. E poi quando anche ripeteva noi della Lega siamo antifascisti. E però il grande merito di Bossi è stato quello di aver sollevato, no, la questione del Nord, di un Nord produttivo, tassato, umiliato, che appunto un gigante economico, ma poi trattato come un nano politico, e questa questione rimane, non è ancora risolta del tutto. Vedete la questione aperta del Nord, anche l'editoriale di oggi sul Corriere della Sera di Venanzio Postiglione, non scattò la secessione, non la voleva forse nemmeno lui questa secessione, non si aprì neppure la stagione del federalismo, e l'autonomia differenziata o meno viaggia ancora. Qui viene detto, attenzione, questa è una imprecisione, viaggia tra le nuvole, non è vero, perché c'è stato poi, ci sono stati i referendum in Lombardia e Veneto, e c'è stato tutto il lavoro del ministro Calderoli, ci sono state già le prime intese tra Lombardia e Veneto proprio per ampliare le materie dell'autonomia, delle potestà regionali, delle potestà legislative regionali. Berlusconi che prometteva la rivoluzione liberale, che viene disarcionato proprio dallo stesso Bossi, Prodi che unisce i riformisti, inventa l'Ulivo. Insomma, il cuore di quella Lega era Pontida, ed è a Pontida domani che si terranno i funerali del Senatur. E qui vedete, andiamo a pagina 38, adesso ve lo apro da qui, su questo editoriale appunto del Nord, che rimane una questione aperta ancora da risolvere. E vi leggo, no, il virgolettato: cambiamento e illusione, un rito che sembrava pagano, molto folcloristico, che diventa un evento, il senatore che raccoglie l'acqua del Po sul Monviso e porta poi l'ampolla fino al mare. Le esegue a Pontida, dove Bossi non andava più, sono anche le esegue del comizio di una volta, e quindi passione e presenza fisica, feeling con i militanti e messaggi al paese. L'8 maggio del 90, elezioni amministrative, il Corriere della Sera titolava grandi caratteri: crolla il PC, trionfa la Lega. E a centropagina i Lombardi alla crociata, il 20, giuramento a Pontida. Il Nord non ha lasciato l'Italia, per fortuna. Forse un pezzo d'Italia ha dimenticato il Nord. Qui scrive appunto Venanzio Postiglione a conclusione di questo suo editoriale. Però il Nord dimenticato da un pezzo dell'Italia, e cioè questo Nord tutto se stesso, con tutti i suoi difetti e tutte le sue cadute. Il Senatur era appunto un leader visionario. Chi e come rappresenterà la questione settentrionale è una pagina aperta, un tema irrisolto. Il rito stravagante dell'ampolla del Po, che restò un atto politico, né una rivoluzione né una nuova religione, e gli stessi 300.000 bergamaschi armati pronti a calare su Roma rimasero a casa, anche perché Bergamo, ce ne accorgeremo la sera stessa, ha solo 120.000 abitanti. Quindi una chiusura anche amara qui, no, nel suo editoriale di Postiglione. E poi l'intervista appunto a D'Alema nel ricordo di Bossi, vedete a pagina 17, poi leggeremo anche il ricordo per esempio di Tajani, della stessa Schlein, a pagina 15 del Corriere. Io ve lo apro da qui, ecco, così facciamo prima invece di scorrere indietro. Io, Umberto e Buttiglione quelle notti insieme a casa sua, mai detto che era di sinistra. Sì, perché poi è stata attribuita questa frase a D'Alema, per cui la Lega sarebbe stata una costola della sinistra, ma la Lega sempre, no, dichiaratamente antifascista, lo ripete anche oggi Attilio Fontana. Dopo vediamo anche le ben sue 3 interviste per oggi
perché una rilasciata a pagina 8 di oggi per Il Tempo, una poi su Libero, sempre appunto del governatore leghista della Lombardia, a pagina 9 di Libero, e poi anche su Repubblica di oggi a pagina 20. E allora vedete, lo conobbi a Milano, dichiara D'Alema in questa sua intervista per Tommaso Labate del Corriere di oggi, lo conobbi nel 94 al corteo della festa della liberazione. Berlusconi aveva appena vinto le fascisti e negò accordi politici con il movimento sociale. Ci invitò, in dispensa aveva solo birra in lattina, sardine in scatola e pane in cassetta. Le offrì a me bottiglioni. Rocco si mise a mangiare, io mi limitai a qualche sorso di birra. E poi D'Alema, sempre che continua, ruppe con Berlusconi perché temeva che gli sfilasse tutti i suoi, la famosa frase della costola. Si scoprì che molti operai della FIOM votavano Lega. Dissi che il partito era una costola del movimento operaio, era una semplice constatazione. La tattica. Quando aprì la crisi del governo Berlusconi provai a frenarlo. Volevo che non apparisse una manovra di palazzo che aspettasse le regionali. Al di là dell'istinto politico, Bossi le stava simpatico? Qui la domanda in conclusione dell'intervista. Tantissimo. Un giorno gli dissi: vedi Umberto, non devi prendertela se noi meridionali siamo più svegli di voi. Sentite, questo molto gustoso come siparietto raccontato da D'Alema. Tanti gli aneddoti in questi giorni che abbiamo sentito, uno dei più belli, dei più commoventi, forse anche quelli ripetuti da Matteo Salvini stesso, che raccontava di queste telefonate nel cuore della notte, in the middle of the night, chiamava proprio il senatore a lui a casa sua, e i genitori di Matteo Salvini che dicevano: ma insomma, cosa sta succedendo? Tu la notte devi dormire, come mai il capo ti chiama? Perché questo? Allora, anche perché è una questione di dieta, a proposito dei meridionali che sarebbero qui più svegli dei settentrionali, racconta D'Alema di questo siparietto con il senatore. Noi usiamo l'olio d'oliva, voi quei grassi animali che vi ottundono il cervello. E Bossi reagì, fu istintivo, vide passare Bertinotti e gli fece: uè Fausto, c'è questo Terrun che dice che siamo dei Pirla. E io, D'Alema, entrambi, cioè a Bertinotti e a Bossi, però nostro Signore vi ha compensato consegnandovi una certa attitudine alla laboriosità che noi non abbiamo. Mi è dispiaciuto tantissimo, qui conclude D'Alema, che Umberto sia morto. Quanto alla politica delle cose che ci hanno diviso, non gli perdono l'aver cavalcato una posizione estrema contro i migranti, ma ne conservo un bel ricordo personale. E però, attenzione, tutte queste posizioni estreme contro i migranti, chi poi alla fine applicò il blocco navale e avvenne uno speronamento di una nave albanese, vi ricordate, in quella crisi di immigrazione, di esodo dall'Albania, fu proprio il governo Prodi. Qui anche Prodi che ricorda Bossi, era il 92, mi invitò a Milano, parlammo di economia, il ricordo del professore In strana vita la mia. Questo è il libro che appunto scritto con Marco Ascione, che racconta la sua carriera di Romano Prodi. Ricorda questo suo rapporto con Bossi, l'incontro del 92. In realtà i leghisti non erano né una costola della destra né una costola della sinistra, ma un animale nuovo che poi invece si è gradualmente spostato sempre più a destra, trascinato più dalle bizzarrie, sentite cosa dice Prodi, che da una seria analisi di lungo periodo. Già allora comunque un accordo con la Lega era impossibile, data la contraddittorietà e l'imprevedibilità di molte delle posizioni di Bossi, ma ritenevo che in quel periodo vi fossero nella Lega degli indirizzi di politica sociale che suggerivano di tenere uno spiraglio aperto. E insomma, mi invitò Bossi qui a Via Arbe, Milano, prima sede della Lega, credo su suggerimento del professor Gianfranco Miglio, che conoscevo dai tempi in cui io ero studente della Cattolica e lui già insegnava. Prima che Berlusconi mi infamasse, godevo di grande stima nel mondo della piccola e media impresa del Nord, sia in quello che divenne il bacino naturale dell'elettorato leghista. Sono un animale molto curioso e accettai quindi volentieri l'invito, racconta qui Prodi. Ci radunammo su un pianerottolo, era pieno di militanti impegnati a mettere a posto mobili e archivi, un gran via vai, un'atmosfera quasi parrocchiale. Un po' tutti, visto il mio ruolo di economista, mi chiedevano consigli su come impiegare i loro risparmi. E in effetti poi alla fine discutemmo per lo più di economia, ma Bossi mi fece capire che non gli sarebbe dispiaciuto se avessi collaborato in modo strutturato con loro. Risposi che mi piaceva dialogare, ma però aggiunto che al di là della secessione per me inaccettabile, la loro ricetta non era ancora totalmente di destra. Ma allora 8:51, io direi, Natalia, a questo punto di far sentire l'intervista che abbiamo registrato a Davide Quadri, come sapete responsabile esteri della Lega Giovani. Perché Davide Quadri? Ecco,
già nostro ospite, lui che ha conosciuto poi il Senatur da giovanissimo, ha iniziato Davide Quadri a militare proprio da ragazzino, vedremo le foto, e con lui, con Davide, abbiamo anche commentato questa sua recente partecipazione al convegno di Peter Thiel che si è tenuto a Roma, a porte chiuse. Con Quadri però abbiamo anche riflettuto sui temi che verranno affrontati al SIPAC ungherese con Viktor Orban. Orban, come sapete, è assediato dai soliti poteri globalisti che lo vogliono contrastare alle prossime elezioni parlamentari ungheresi, quindi quelle del 12 aprile, e quindi con Davide abbiamo voluto anche e soprattutto celebrare questa figura epica, leggendaria del senatore. Allora Natalia, facciamo sentire prima l'intervista a Davide Quadri e poi ritorniamo qui in diretta. Oggi con noi di Radio Libertà c'è Davide Quadri, ben ritrovato, bentornato con noi, sapete, responsabile esteri della Lega Giovani. Grazie Davide, è sempre un onore averti con noi. Grazie mille per Vittorio e buongiorno a tutti. Grazie Davide. Per essere permesso in radio con voi. Grazie. Sappiamo veramente una delle figure più emergenti, no, del movimento giovanile del Carroccio, e stai per partecipare proprio al SIPAC Hungary, l'edizione ungherese. Sei stato anche ai seminari romani di Peter Thiel che erano dedicati a questo rapporto tra tecnologia, crisi dell'Occidente e figura dell'Anticristo, ma Davide, con te vogliamo subito ricordare il senatore Umberto Bossi. Matteo Salvini appunto l'ha definito con questa espressione, questa sintesi: coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici e libertà. Poi ha anche aggiunto: avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita, oggi ne ho 53 e ti saluto proprio nel giorno della festa del papà. Lui che è stato il padre politico di questo movimento. E allora veramente una figura fondativa. Qual è il tuo ricordo, Davide? Il ricordo che ho è quello del padre del popolo alla fine, perché noi oggi una comunità, la nostra comunità perde suo padre oggi, in questi giorni, perché comunque Umberto è quello che ci ha creato, è quello che ha dato la genialità dell'idea per un fronte politico che rappresentasse i territori di fronte ai superpoteri romani e bruxellesi e internazionali, perché poi questa è anche l'evoluzione dei territori padroni a casa nostra, che è quello che ha creato la Lega, quello davanti Umberto Bossi. E quindi sono giorni di cuore pesante anche, fino a domenica, quando il popolo piangerà tutti insieme quelli di Pontida. Sono giorni comunque che ci lasciano abbastanza tramortiti in questo contesto. Ecco. Assolutamente. E secondo te, Davide, qual è la sua eredità politica? Oggi per esempio Matteo Salvini ha anche ribadito che poi alla fine è giusto continuare anche ad essere da un lato sovranisti con Bruxelles, con l'Unione Europea, ma dall'altro ovviamente federalisti e autonomisti, e purtroppo a Bruxelles c'è qualcuno che vuole sempre più svuotare di competenze, di poteri, territori, enti locali, comuni, regioni. Esatto, quello che ci lascia è un'eredità politica, quindi culturale importantissima, che è la nostra comunità della Lega e la comunità che ha risvegliato questo sentimento di essere padroni a casa nostra, quindi servirla nel migliore dei modi la creatura che lui ha creato, riunendo tutte le varie federazioni autonomiste, piccoline, dell'epoca di questo grande processo politico che è diventato il partito più vecchio della storia recente. Assolutamente sì. E come accennato, Davide, tu stai per partecipare a questa quinta edizione del SIPAC Hungary, questo prestigioso forum conservatore che si terrà appunto nell'MTK Sports Hall. Proprio l'anno scorso è stato inaugurato a Budapest, e tra gli ospiti più attesi potrebbe figurare proprio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Questo potrebbe insomma sollevare le proteste da parte di alcune organizzazioni di diritti umani, visto che comunque è stato emesso questo mandato di cattura per la Corte Penale Internazionale. Sappiamo, no? L'Ungheria, il governo di Viktor Orban ha già iniziato la procedura per il ritiro dallo Statuto di Roma, per l'uscita dalla Corte, però l'Ungheria formalmente e legalmente rimane un componente fino a giugno di quest'anno. E allora la domanda, te che hai partecipato più volte al SIPAC, quali saranno i temi discussi in queste occasioni, quali le proposte, insomma, i panel principali? L'attenzione sulle elezioni ungheresi, elezioni spartiacque, dove si vedrà che la sovranità del popolo è capace ancora di resistere alle pressioni delle superpotenze bruxellesi, internazionali, finanziarie e globaliste, e
E quindi sì, il presidente deve essere quella sia del ministro israeliano, ma anche del vicepresidente americano, che è stato elogiato su Reuters recentemente, e quindi anche tutta la galassia che dimostra la nostra vicinanza a Viktor Orban in queste imminenti elezioni, che sono appunto uno spartiacque per l'Europa. E dicevamo, stavamo appunto prima richiamando all'inizio, tu hai partecipato anche a questo evento a porte chiuse con Peter Thiel, fondatore di Palantir, e ovviamente poi sei anche intervenuto, no, su tante testate spiegando, non capisco perché tutta questa isteria sul fatto che comunque fosse un evento dedicato all'approfondimento di specifici temi che riguardano comunque l'Occidente, anche la sua dimensione spirituale e simbolica. Tu giustamente hai anche fatto notare che a questi livelli, anche insomma di vertice, ovviamente i principali ideologi amano anche approfondire questi temi che possono sembrare più speculativi, metafisici, però possiedono un'altissima dimensione simbolica per l'Occidente. Ecco, ovviamente abbiamo visto, no, che siete vincolati al, diciamo, una sorta di segretezza, è tutto abbastanza riservato quello che è stato detto, però sono temi che comunque riguardano tutto il futuro dell'Occidente. Ecco, non credi che effettivamente anche da parte di alcuni media ci sia stata una rappresentazione molto, diciamo, mistificatoria, Sì, ecco. Diciamo che secondo me fa paura che qualcuno di potente e di ricco si domandi anche dell'aldilà e si domandi di una questione non specialmente fisica, ma della materia, ma di metafisica e di trascendentale. Quindi questa cosa capisco che per chi ha come riferimenti culturali gramellini e quattro robe del genere può inquietare, ma fortunatamente si è dibattuto di discorsi più profondi, partendo da René Girard, partendo da filosofi importantissimi del pensiero occidentale, e ci si è interrogati su quello che può essere un declino o una fine del sistema occidentale, quindi questo anticristo che negherebbe tutte le libertà del nostro Occidente e 2000 anni di storia della civiltà cristiana. Ed è stato interessante approfondire questo anche con delle persone che sono nella stanza dei bottoni, che hanno appunto come si può dire, che hanno comunque un peso nella finanza e nello scenario globale. Assolutamente sì, e io voglio chiudere con te questa intervista ricordando questa affermazione di Umberto Bossi. Lui stesso, no, affermò di sé: Bossi ha realizzato la Lega, ma la Lega non è solo Umberto Bossi, la Lega è un fiume inarrestabile. E allora, proprio dopo che abbiamo perso, no, dicevamo, il padre politico della Lega, il padre fondatore nella festa del papà, cosa deve realizzare adesso la Lega per continuare ad essere questo veramente fiume in piena, fiume inarrestabile? La Lega deve restare motivata e dedicata al motivo per il quale è nata, per il quale il nostro padre spirituale, il padre politico Umberto Bossi è creato, che è quello appunto del federalismo, dell'autonomia, della sovranità dei territori rispetto ai potentati esterni. Quindi si può riassunere sempre su quello, cioè essere fedeli a quei giuramenti di autonomia, fedeltà, autodeterminazione che abbiamo portato avanti a Pontile, che ogni anno richiudiamo in quel di Pontile. Domenica lo gireremo ancora con lui. Grazie Davide per questa testimonianza, anche per aver ricordato, no, questi aspetti così fondamentali, insomma, per il nostro movimento, il movimento della Lega, il momento in cui sempre purtroppo imperversa questa omologazione, il sistema, no, vuole saturare la mentalità collettiva, sempre con le solite credenze, con le solite mode. Grazie ancora Davide, allora speriamo di averti presto e buon evento. Grazie a voi, presto. Grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pier Vittorio, a te la linea. Grazie mille Natalia. Allora, siamo ritornati in onda dopo aver sentito le parole di Davide Quadri, responsabile esteri, anche il suo ricordo commosso del senatore. Ma allora a questo punto io direi anche di far sentire l'altro ricordo, sempre di Umberto Bossi, del fondatore della Lega, e questa volta direttamente dalle parole invece di Manuela Maffioli, che anche lei in Lega da sempre, si può dire, e perché appunto Manuela Maffioli, che è l'assessore al territorio e alla cultura per il comune di Bustarsizio, perché già lei potrebbe subentrare nel seggio di Bossi. Poi con Manuela Maffioli abbiamo anche ricordato la figura di Bobo Maroni, perché proprio domenica scorsa, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 71esimo
compleanno appunto per l'ex ministro degli interni, ex ministro del lavoro. Il 15 marzo al Teatro Santuccio di Varese era stata tenuta una serata dedicata a lui, dal titolo proprio Bobo and Friends. Era stata promossa dall'associazione Il Bobo e lì erano presenti tutti questi big leghisti come il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, stesso presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, e poi con loro anche il professor Stefano Bruno Galli, Marco Pinti, che sapete no, ha tenuto anche la rubrica Romolot qui su Radio Libertà, Stefano Angei, consigliere comunale di Varese, Federico Martegani, il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Mirko Zorzo. E poi con Manuela Maffioli abbiamo parlato anche poi del Busto Arsizio Film Festival, che è giunto alla sua 24esima edizione, che inizierà proprio oggi, 21 marzo, con una star del cinema mondiale, Abel Ferrara, il regista che come sapete nel 2022 ha anche diretto il film Padre Pio. Il 27 marzo interverrà anche Enrico Vanzina, che ricordate nel 2023 vinse il Davide Donatello proprio alla carriera, e poi Baffo che si concluderà il 28 marzo con anche il regista Davide Ferrario, che ricorderete avevamo intervistato per Radio Libertà e che era stato anche regista proprio di un indimenticabile documentario sulle origini della Lega Lombarda, ovvero Lontano da Roma. E allora facciamo sentire il ricordo di Manuela Maffioli. Io qui vedete vi cito anche l'articolo che stavamo richiamando su Bianchi a Roma al posto di Bossi, qui da Malpensa 24, non ho deciso, pronta Manuela Maffioli. Ma allora sentiamo le sue parole e poi torniamo anche per commentare i vostri tanti messaggi che ci avete mandato. Grazie Natalia, allora facciamo sentire questa intervista. E allora oggi in collegamento con noi di Radio Libertà l'assessore alla cultura e all'identità di Busto Arsizio, Manuela Maffioli. Grazie Manuela per essere qui con noi, è veramente un piacere e un onore. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Grazie Emanuele, e grazie a Matteo De Sio, conduttore anche lui su Radio Libertà il lunedì mattina per il programma sugli States, Te la rido io l'America. Grazie sempre Matteo per essere qui con noi. Grazie a te per l'invito e grazie all'ospite, gradito ospite, per la sua partecipazione. Grazie Matteo. E allora Manuela, vediamo subito da te, perché sappiamo tu sei una delle figure più riconoscibili della vita culturale e civica della città di Busto Arsizio, ma anche dell'intera Lombardia. Il tuo impegno che si muove appunto tra politica, promozione proprio culturale e valorizzazione delle eccellenze del territorio, ma appunto tu sei stata, si può dire, leghista da una vita, e quindi con te oggi vogliamo subito ricordare la figura del padre politico della Lega, il padre che è morto proprio nel giorno della festa del papà, e abbiamo ricordato prima anche le parole di Matteo Salvini, che ha sintetizzato con queste parole: coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Tutto questo è stato il senatore Umberto Bossi. Luca Zaia ha anche dichiarato: a Bossi devo tutto, aveva questo carisma sbalorditivo, vedeva il tutto anni prima. E poi ha anche detto che ovviamente lui ha immaginato un'Italia diversa rispetto a quella che c'era prima, un'Italia così centralista, e molti non si rendono conto anche di alcuni passaggi fondamentali come sono stati la riforma del titolo quinto, l'autonomia differenziata. Ma allora chiedo subito a te, che comunque hai questo ricordo personalissimo di Umberto Bossi, cosa ha rappresentato la sua storia politica, il suo impegno, e quanto poi te stessa sei magari debitrice nei suoi confronti, nei confronti della sua figura come amministratrice, come cittadina. Beh, insomma, per quanto possa essere stato agli occhi di alcuni una figura a tratti controversa, devo dire che con onestà intellettuale nessuno possa negare il ruolo decisivo che Umberto Bossi ha avuto nel dare una svolta alla storia politica di questo paese, grazie alla quale ha in qualche modo introdotto alcuni principi importanti, alcuni elementi importanti. Io ho scritto che ci ha regalato un sogno declinato in modo diverso. Intanto un modo diverso di concepire e quindi di fare la politica, una politica che partisse dal basso e che fosse servizio e non più servita. Ricordiamoci che quando la Lega esordisce ci sono le macerie di Tangentopoli che stanno fumando, perché è proprio la coincidenza, o quantomeno la Lega prepara una coscienza politica collettiva alla caduta della Prima Repubblica attraverso Tangentopoli. Poi un sogno relativo a un'Italia diversa, un'Italia federale dove non ci fosse
un unico centro, ma ci fossero diversi centri e quindi che fossero più vicini al territorio, meglio rispondenti ai bisogni delle persone e più facilmente raggiungibili. E poi un sogno per ciascuno di noi, per mettere a profitto una inclinazione alla, come dire, al servizio per la collettività. Per cui nel mio caso, come per tutti, non sarei qui, non saremmo qui, non faremmo quello che stiamo facendo se non ci fosse stato Umberto Bossi, se non ci fosse stato quello che lui ha visto e ha inventato e ha realizzato. Per cui io non avevo ancora 18 anni, ma era proprio l'età in cui desideri il cambiamento, sogni la rivoluzione, proprio a livello individuale, anagrafico, e di quella rivoluzione lui si è fatto portatore e con quel progetto di rivoluzione dello Stato naturalmente, del modo di fare politica, di vedere la politica, lui mi ha letteralmente conquistata, perché era come se fosse stata la chiamata che stavo aspettando per poter, come dire, incanalare dietro quel messaggio tutti i miei ideali e le mie energie. E poi ci ha riportati al concetto di consapevolezza e di coscienza, di identità. Ci ha fatto riappropriare del senso di essere Bustocca, Varesina, Varesotta, lombarda, una identità di cui prima non c'era un così forte sentire. E quindi anche in questo lui ha portato la sua rivoluzione, riobbligandoci a prendere coscienza di quello che siamo, di quello da cui arriviamo, di quelli che sono i nostri valori, che sono valori da difendere, da promuovere, da sostenere. Quindi gli dobbiamo davvero molto. Eh sì, e poi un'altra figura che abbiamo ricordato in questi giorni, vero Matteo, è anche Bobo Maroni. Esatto, quindi parliamo di un altro gigante della politica lombarda, un altro personaggio che abbiamo visto si vuole giustamente ricordare con questa manifestazione culturale di cui vorremmo ci parlassi brevemente, per ricordare quello che era un lottatore secondo le parole anche di Giorgetti, e una persona che abbiamo letto, abbiamo sentito nelle sue interviste, quanto fosse stato poi importante umanamente come persona per lei, ma anche per tutto il movimento della Lega agli inizi. Quindi se ci vuole raccontare brevemente questa celebrazione culturale proprio di un grande come Maroni. Sì, con molto piacere. Devo dire che lo annovero con estremo orgoglio tra i miei pochi maestri istituzionali, perché ho avuto il privilegio di lavorare accanto a lui e quindi di imparare, di assorbire, e devo dire che anche lui aveva dei tratti molto simili a Umberto. Non a caso i due hanno intrecciato il loro sentire, il loro vedere e quindi anche i loro destini in qualche modo, per cui certamente un lottatore, ma anche un uomo di grande mediazione, un uomo di dialogo, un uomo di rispetto per l'avversario, una concezione della politica molto anche aulica, proprio come arte, come disciplina, come metodo di relazione con l'altro, di convivenza con l'altro, nel confronto, nel rispetto reciproco, nella realizzazione di idee e di ideali. Anche lui aveva una visione che precorreva di moltissimo il presente, così come Umberto Bossi, e poi era un uomo anche appunto di straordinaria sensibilità. Quindi la costituzione di questa fondazione, che parte dai suoi ragazzi di Varese, varesini, a cui io concorro, insomma, di cui sono una dei soci fondatori, è un modo non solo per ricordarne la figura, quindi per tenerne viva la memoria, e già questo è importantissimo, ma per tenerne vivo soprattutto l'insegnamento
e per farlo nostro, per continuare a coniugarlo nel nostro quotidiano giorno dopo giorno e per far sì che altri possano meglio conoscerlo e venirne in contatto, soprattutto le giovani generazioni per le quali lui nutriva una profonda simpatia, in senso etimologico, proprio una sintonia, e quindi devo dire che il nostro è un progetto perché altri possano attingere al modo di vedere la politica di Roberto Maroni, al modo di fare politica di Roberto Maroni, agli ideali, ai valori di Roberto Maroni, che sono anche i nostri, come se lui fosse ancora qui a insegnarli di persona. In qualche modo per noi lo è, certamente. Ci facciamo solo tramite di questo suo esempio. Ecco, sono stati ispiratori queste figure per te, Emanuela, te che ti sei sempre contraddistinta, abbiamo detto, per la valorizzazione del territorio, delle eccellenze della città di Bustarsizio, tra queste ovviamente il BAF, il Bustarsizio Film Festival, che negli anni passati abbiamo visto ha fatto arrivare tanti star, tanti giganti del cinema, ripensiamo Bellocchio, Neri Marco Re, quest'anno addirittura Enrico Vanzina. Ecco, un programma sempre ricco, sempre denso, e immagino che poi ci saranno anche tanti incontri però con quelle che sono le associazioni locali impegnate nella valorizzazione della cultura cinematografica a Busto e non solo. Sì, sì, assolutamente. Mi sono stati di ispirazione nella, come dire, nell'intuizione anche che la cultura debba essere uno strumento di incontro, relazione, confronto e crescita e non solo un mero intelligente impiego del tempo libero. Quindi l'investimento nei festival, di cui il BAF è il 6º di quest'anno, perché abbiamo avuto da subito, da metà gennaio, il Festival del Fumetto, poi il Festival dell'Architettura, il Festival della Filosofia che si sta concludendo, il Festival Fotografico Europeo che si conclude a metà aprile, il Festival di Musica Classica, Via Classica, che si è concluso sabato sera. Il BAF è il 6º dell'anno, solo dall'inizio dell'anno. I nomi non si contano più, se pensiamo che le primissime edizioni ha avuto ospiti come Francis Ford Coppola, Zucchero, Murray Abraham, Maria Schneider, nomi dello star system internazionale e anche nazionale. Quest'anno, l'anno scorso, ho aperto con Cronenberg, che non è riuscito ad arrivare per una brutta influenza, ma era in diretta, in video, è stato intervistato in diretta. Quest'anno apriamo con Abel Ferrara domani, mentre questa sera è una preapertura con il concerto di Giovanardi. La vera apertura è poi domani, quella cinematografica con Abel Ferrara. Ci saranno molti ospiti, tra cui Vanzina, ma tra cui per esempio anche Carrisi, che porta la trasposizione cinematografica della Sua ragazza nella nebbia. Ci sono una serie di nomi davvero molto significativi e devo dire però, quando noi parliamo di nomi, in tutti i festival, e questo vale anche per il BAF, non parliamo solo di star in passerella, ma parliamo di persone che sono diventate grandi in funzione del loro talento. E quindi quando vengono qui, vengono a raccontare spesso anche i loro primi passi, cioè come sono riusciti a mettere a profitto il loro talento e che cosa ha fatto di loro quello che oggi sono. Quindi non è una sfilata, è proprio un incontro, un confronto, un racconto, un esempio. Anche perché ricordiamo che a Busto Arsizio c'è un sistema cinema che oltre al BAF vede le nostre 8 sale cinematografiche teatrali ancora in piena attività, 4 di loro sono impegnate in un cineforum invernale, vede una rassegna cinematografica estiva da metà luglio a fine agosto tutti i sabato sera e poi vede soprattutto un istituto cinematografico intitolato a Michelangelo Antonioni. Ecco, Michelangelo Antonioni, altro grande nome che fu ospite al BAF, fece al BAF la sua ultima apparizione pubblica e la vedova acconsentì poi che il nostro istituto potesse essergli titolato. L'ICMA, Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, è una scuola di cinema post diploma di 3 anni che diploma appunto i ragazzi, 30 posti ogni anno, in regia o recitazione, e il tasso di occupazione al termine del triennio è del 98,%. Per cui devo dire una grande macchina che dimostra come questa città ami il cinema e come le piaccia
leggerlo, studiarlo, analizzarlo. Quindi non è una passeggiata, non è una passerella, è una settimana di grande approfondimento sul cinema con attraverso l'incontro con alcune figure di particolare significato, oltre a portare delle prime visioni, anteprime nazionali di registi che sono stati attori e che debuttano con la prima opera in regia. Quindi devo dire davvero un modo molto diverso di approcciarsi al cinema in un paese dove tra Venezia, Roma, ci sono Bari, ci sono altri festival un po' più basati sullo star system. Nel nostro caso è un festival che guarda molto all'industria cinematografica, al mestiere del cinema, e quindi è un taglio totalmente diverso. Non è un caso che arrivino davvero da tutta Italia anche gli ospiti per poter essere in questo illuminato confronto. Grazie Emanuele, allora veramente Grazie a voi. complimenti per questo progetto, grazie a te Matteo. E allora quello che ci ha detto Manuela ci ricorda sempre che poi l'impegno degli amministratori leghisti è sempre quello per il territorio, per la collettività, con quello spirito di servizio, di politica, quella idea che era proprio di Umberto Bossi. Voglio ricordare queste sue parole: noi non cerchiamo gli applausi del pubblico, mai la superficialità prevalso sui progetti di lungo impegno capaci di trasformare la società. Questo è il nostro stile, ruvido magari, ma onesto. Questa è la nostra fede. E allora grazie ancora all'assessore alla cultura e al territorio di Busto Arsizio Manuela Maffioli, grazie a te Matteo, e speriamo di avervi presto. Grazie a tutti voi, buona serata, vi aspetto a Busto ai vari eventi culturali naturalmente. A presto. Grazie. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora ringraziamo ancora Manuela Maffioli e Matteo De Sio per questo ricordo di Umberto Bossi, e dicevamo sono veramente tantissimi, no, i ricordi di oggi del senatore in questa rassegna stampa, e noi ci scusiamo perché vedete il tempo vola e non riusciamo poi a leggerli tutti, a richiamarli. Per esempio vedete a pagina 15 di oggi della Stampa Irene Pivetti mi scelse per dire ai cattolici che potevano votare la Lega. E allora l'ex presidente della Camera, Umberto, scoperchiò il sistema, ma poi si fermò. Il mio nome uscì perché Berlusconi non amava le cravatte texane di Speroni, che prima abbiamo ricordato Francesco Speroni, lo salutiamo, abbiamo ricordato anche proprio sempre della sede di Busto Arsizio la stessa Isabella Tovaglieri. Qui vedete su Agenzia Nova quello che avevamo richiamato prima, no? Sul gigante, sull'esempio, sull'uomo della forza straordinaria, la dichiarazione appunto di Isabella Tovaglieri. E poi con voi volevo leggere anche in questi ultimissimi minuti i messaggi che ci avete mandato, proprio il ricordo di Umberto Bossi. Per esempio Mary che ci ha scritto: buongiorno, ricordando la lunga storia della Lega ho vissuto tutti questi anni da leghista con gioie grandi ma anche con delusioni. Bossi è stato sempre un trascinatore dal quale mi sono sentita capita e considerata per le mie idee. La Lega è stata per me una famiglia. Grazie Bossi per quello che ci ha insegnato, che ha insegnato a tutti. Dio te ne renderà merito, riposa in pace. E poi per esempio Maurizio: grazie Umberto, ma va anche ricordato che da alcuni anni alcuni dirigenti della Lega lo avevano isolato e non ascoltato le sue osservazioni. Mi date anche questo aspetto per la politica di lunedì pomeriggio. Maurizio, non è che sia stato isolato, è che poi era cambiata la segreteria, era cambiata la linea, ma come ha ricordato Matteo Salvini, alla fine queste battaglie per l'autonomia dall'omologazione dai poteri forti globalisti era una battaglia non solo per Nord, ma per tutte le regioni d'Italia, e per questo motivo che bisogna essere sovranisti a Bruxelles per far valere gli interessi degli italiani, comunque del nostro paese, ma allo stesso tempo bisogna essere però federalisti, autonomisti, proprio per tutelare le nostre identità locali, i nostri enti intermedi, quindi come comuni e regioni. E poi ci scrive Dario: buongiorno, ma negli ultimi 30 anni quanti PM poi sono diventati giudici giudicanti? Le carriere già oggi sono nei fatti separate, possiedono una formazione simile perché hanno la missione di tutelare l'imputato. Non sarebbe inoltre più trasparente indicare quali saranno i decreti attuativi in caso di vittoria del sì che determineranno la scelta dei membri del CSM? Ecco Dario, ci anticipi l'altro grande tema, no, della giornata di questo referendum. Abbiamo ricordato prima che lo stesso senatore era a favore della separazione delle carriere.
Questo ovviamente verrà dopo, no? Con i decreti di attuazione, però abbiamo sentito tante fake news, tante menzogne da parte del no in questo periodo di campagna referendaria, che poi addirittura sono stati sbugiardati nell'aritmetica, perché loro hanno sostenuto che di fatto avverrebbe questo controllo da parte della politica, ma se poi andiamo a vedere quanti sarebbero quelli nominati dal Parlamento, comunque di nomina addirittura presidenziale, il Presidente della Repubblica, no? Nei nuovi CSM, e quanti ne sono adesso in proporzione a tutti i componenti, si vede che il rapporto matematico di fatto non cambia. Allora come si può sostenere che con la riforma ci sarebbe questo controllo da parte della politica? E sul tema è tornato anche il professor Giampaolo Azzoni, come sapete esponente e componente del comitato di lettera 150 per il sì, il think tank del ministro Giuseppe Valditara, e qui vedete, no, un'occasione storica da non perdere, proprio dal sito di lettera 150. E allora l'obiettivo di questa riforma qual è? Un giudice che sia e appaia pienamente terzo, cioè nettamente separato dalle altre due parti del processo, in particolare dalla pubblica accusa che è esercitata dal PM, pienamente imparziale, cioè libero da condizionamenti e in particolare da quelli personali e politici delle correnti organizzate presenti nel CSM, e poi pienamente responsabile, cioè che risponda anche dal punto di vista disciplinare per i suoi errori, senza disparità di trattamento. E poi sempre il professor Azzoni oggi è intervenuto, vedete qui proprio sulla provincia pavese, a pagina 5, per chi magari è abbonato a questa testata, sapete Pavia perché lui insegna appunto filosofia del diritto all'Università di Pavia, intervista condotta da Francesco Stati. Allora vi leggo, no, le ultime domande. In che modo questa riforma migliorerebbe la percezione di equità della giustizia? In Italia ogni anno circa 700 persone vengono indennizzate per ingiusta detenzione, con costi per lo Stato pari a 27 milioni. Una più piena terzietà del giudice potrà ridurre il fenomeno e incrementare la fiducia dei cittadini, rendendo il processo più giusto. Che poi a proposito di questi indennizi, no, il professor Zanon ha ricordato anche alcune osservazioni dei sostenitori del no che dicevano sì, ma qual è il problema? Tanto alla fine se anche uno sbaglia dei magistrati e appunto un cittadino finisce ingiustamente detenuto, ma poi c'è l'indennizzo, capite il ragionamento? No, per loro alla fine quella cifra irrisoria, quant'è? 250 euro al giorno per ingiusta detenzione, quella può compensare tutto il disagio di stare in galera, di stare nelle patrie galere. Questi sono i ragionamenti di chi si è considerato evidentemente finora sempre al di sopra di tutto e irresponsabile. L'argomento più fuorviante usato dal fronte del no è che la riforma voglia imporre un controllo dell'esecutivo sulla magistratura. Se fosse vero sarebbe grave, ma non c'è alcuna modifica alla struttura del CSM legata all'esecutivo. Persino Barbero ha riconosciuto di essersi sbagliato. Infatti vi ricordate l'errore, la gaffe che aveva commesso. Io voglio lasciarvi proprio richiamandomi almeno ecco questa intervista che è stata rilasciata per Libero da Attilio Fontana proprio sul ricordo di Umberto Bossi, ve la inquadro qui, poi ovviamente chi può la recuperi, andiamo a pagina 9 e con questo ovviamente poi vi saluto perché vedo che sono già le 9:24 e quindi ci avviciniamo proprio alla conclusione. Vedete, l'ultimo pensiero di Bossi è stato per l'unità della Lega. Il governatore Lombardo, racconta il senatore, sembrava burbero, ma non mi ha mai trattato male. Sapeva ascoltare, il funerale a Pontida, significativo, la politica era tutta la sua vita. E poi l'ascito. Il lascito sono questi valori che ci hanno sempre spinto a fare politica, l'amore per i territori, l'autonomia che oggi si declina con il regionalismo. E allora, giornata quindi di referendum, inizia il silenzio elettorale e poi il contributo che ci ha mandato, qui vedete Marco Civoli, storico commentatore sportivo del calcio proprio sull'Inter che potrebbe avviarsi a vincere lo scudetto, vedete qua dal profilo di Fulvio Collovati. Io allora vi saluto con questo ricordo, con le ultimissime parole proprio del senatore. Voglio ricordare questa sua frase, no, che alla fine è un monito, una frase di Umberto Bossi. La mia impressione è che il sistema cerchi di congelare anche l'aspirazione federalista, perché il federalismo è uguale all'autonomia e l'autonomia è uguale alla cultura locale e la cultura locale produce indisponibilità all'omologazione dei popoli. Allora siate sempre liberi, uniti, forti e siate sempre a favore quindi dei popoli, dell'autonomia dei popoli, contro questa omologazione collettiva. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie a te Natalia, buona continuazione qui su Radio Libertà.